sa dire chi, quindi innanzitutto tu c'hai carenza di personale, così il servizio non me lo svolgi Comune la bene. a dire la tecra. Uno si chiede a te, cioè tu con il personale che hai non riesci a soddisfare una città per il contratto che c'ha. In più ti permette di licenziare persone. A Sira. Secondo me facevano meglio a occupare a Sanzato Sindaco, a così il prefetto mano a mano si rimanevano più al volo. Subito trovavano il prefetto, subito ci cominciava a chiamare. Magari Se lì sono un gommone sutta, ma se sono i cari di banna, che serve un gommone? C'è un gommone mobile. speriamo con Zietta Nudru, ma non Zietta Nudru, però bisogna protestare. C'è un paese di Munnizza, c'è l'offerta, come si dice, l'offerta e la richiesta, c'è la richiesta, l'offerta. Ci dice che avevano bisogno da Tecla, da Napoli, avevano bisogno, non voglio la polizia. La mamma di un Muzzaro dice, ma la mamma di un Muzzaro. Ma comunque ci sono 4 anni da parlare da Napoli a Munnizza, e si farà pigliare la cooperativa di Tecla. Da Napoli. Che non vogliono fare credere che è a Tecla. Se usi come tenda, va bene se ci sono i diritti d'autore, la stessa cosa Cartacco, Parchelle che Cartacco viene dalla strada, sono picchiate addosso quando una casa. Bella giornata di sole, potete venire qui a fare compagnia, a prendere il sole, a fare compagnia agli operai della Tecla. Se vogliono fare credere, il genese che a Tecla è da Napoli. Niente, praticamente qua ci sono i ragazzi che si vogliono suicidare tutti di massa, cioè proprio suicidio di massa. Se tutti i giornalisti del mondo vogliono venire qua si sbrigano prima che si ettono, perché c'è mica un matrazzo, ma loro sono intelligenti, si buttano di lato. Se qua sbrigatevi, notizia esclusiva, lo scoop, il suicidio in diretta. Che ne pensate? Non riesco a assumere queste persone, secondo me, perché sono senza lavoro. E ha fatto travaglio il fatto che c'è un paese che ne munnizza. Esatto. No, Ma capisci a dire dopo? è come Ho parlato per molte, come dire, ripigliare. ho capito, Con 5 richieste ancora per la con 5 Ho capito. Questo è vergognoso. A livello di sindaco, a livello di tutti di va bene, ma ho uscito sentendo, ma se già a Rete Chiara a me assano a cacare a Rete Chiara no. No, dico, siccome sempre si intervistano le persone, io ho detto, ma guarda, io intervisto un giornalista. Che è una cosa nuova. Ogni tanto. Chi lo fa? Chi lo fa? E niente, cosa ne pensate? Ha fatto velocissimo che il fatto che c'è chi ne munnizzo paese e si licenzia, come dire. Io ho delle che mi servono i saldatori e però li licenzio. C'è anche un capitolato d'appalto che dice che devono essere 120 persone e invece licenziando questi ragazzi scendono a 98. A 98. Si è incappucciato, io ho l'ho vabbè, tutta notte che siamo messi dal balcone e un po' freddo siamo rotto. E un bene manchi lo fare sul giubbotto cappello perché proprio sentiamo sempre atrofizzato le mani, le pere, proprio atrofizzato, se vuol dire, sa? Sì. Come ti trova in mia? Ma quindi c'è 18 licenziamenti? Ah no, 18 licenziamenti, con tutto ciò che a Tecla ne avesse bisogno di 125 a chianare. Ma infatti io dicevo poco fa. È il nano 98, bravo. Ha bisogno di 125 persone a salire. Ma questa cosa burocratica, cioè, quella la risolvere? Se ne è stato sindaco, se vuole se ne è stato sindaco, tramite prefettura e Tecla stesso. Si fanno un incontro da rete, si mettono d'accordo e cercano di trovare una soluzione per tutto. Ho capito. Quindi Musumeci niente ci posso rompere, cioè non ci posso dire niente a Musumeci manco l'hanno visto proprio e sinceramente mi piace manco bene. Allora ragazzi, aggiornamento, sono le 11 e ancora non si è suicidato nessuno, però sembra che il problema riguarda solo loro 18, ma non è così, perché oggi loro, ieri l'altro, domani Avaci, dopodomani Avaci ancora, e qua va a finire che a uno abbiamo dopo. Se volete dare sostegno, volete smuovere le cose, venite qua in piazza a passeggiare,
da sardine, calabroni, che lo volete? Sgombri, quello che così 18 ti fa un cappotto e cappotti al sindaco ci piacciono, specialmente i passati.